Buon pomeriggio amici di Sportiseri, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la quinta giornata del campionato di C1 che oggi vede di fronte due formazioni come il Tremme Calcio 5 e l'Atletico Monreale. Dentro casa chiaramente la formazione in maglia verde con il capitano Roberto Restivo, fascia capitano al braccio, in maglie verdi Scalavino, Molinaro. Adesso Calvaruso può puntare a Nitra. Due under molto interessanti e subito la conclusione da parte di Cristian Calvaruso con Tony Costanzo che regala subito una parata. Molinaro, Scalavino, pressione di Anitra, poi il raddoppio Salamone, ottimo qui che potrebbe anche calciare verso la porta ed eccola la risposta di Tripoli che risponde a Tony Costanzo. Molinaro adesso Calò scambia, sbaglia l'anticipo, poi palla verso lo giudice, Tripoli ancora e la caparbietà di Salamone, il capitano che esulta e fa 1-0 sull'errore in ripartenza da parte del Tremme Calcio 5 con Antonio Calò che aveva cercato l'1-2 con il compagno. Sta dicendo qualcosa proprio al giovane compagno, forse di appoggiargliela. Ma nel frattempo Pellegrino è lì comunque pronto a uscire. Va Calò, è uno schema per Calvaruso, è il miracolo di Costanzo. Di Grazia, Molinaro allarga il gioco verso Calo che calcia in porta e l'autogol sfortunato di Marco Gentile che anticipa tutti ma anticipa soprattutto Tony Costanzo. Fa 1-1 sulla conclusione potente di Antonio Calò, poi si confonde e sbaglia. Anitra cerca Sanzo che guarda la porta, ci pensa, calcia ora, deviazione e palla in calcio d'angolo. Ha toccato il pallone, ma Calvaruso ovviamente non avrebbe voluto fare quel tocco. Tanto Calvaruso il rimpallo per Scalavino, Calvaruso! E si è sbloccato anche lui, primo gol in campionato. L'esultanza con tutti i compagni sul rimpallo favorevole, non sbaglia Cristian Calvaruso che fa 2-1, ma grandissimo qui l'assist, come sempre, di Scalavino. Anitra. Poi sbaglia il passaggio perché favorisce Calvaruso e ancora Costanzo. Poi Calò attende il rimbalzo del pallone, va giù, si rialza. Palla di ritorno, ancora Pellegrino, c'è spazio, magia perfetta, ancora Pellegrino, cerca il pallone, poi due volte! E pareggio di Pellegrino dopo il duetto con Macaluso, l'esultanza rabbiosa da parte di Mario Pellegrino che poteva cercare la porta, in precedenza non l'ha voluto fare, ha cercato nuovamente l'assist. Tunnel di giudice su Molinaro, chiude Scalavino. Restivo cerca Calo, guarda la porta e non trova la rete per questione veramente di centimetri. Antonio Calò, ma grande come il contropiede da parte del Tremme Calcio 5 con Restivo. Poi Scalavino, comprensione tra i due, Calvaruso, salta l'uomo, Calvaruso, è tornato Calvaruso con la maglia 27, esultanza e gol del 3-2, l'ha messa sotto l'incrocio, non può nulla nemmeno un super portiere come Tony Costanzo. Al posto di Restivo, palla per Anitra, ma che gol ha fatto col sinistro, dove l'ha messa Anitra, e poi la mitragliatrice da parte del numero 23 che fa un gol impressionante, aumentando sempre di più la sua potenza offensiva. Ancora Anitra, Tripoli, e poi lo giudice caccia il palo, ma è sempre libero il giocatore lì con la maglia numero 23. Nella conclusione di Scalavino c'è stato un tocco forse da parte del difensore, si riparte quindi con un calcio d'angolo, uno schema, Calò, guarda la porta e Costanzo compie un miracolo ancora una volta e il pallone termina direttamente dalle braccia di Tripoli. Poi Calò prova la magia, non riesce, Salamone, lo giudice, Tripoli ancora e poi Di Grazia mette in rimessa laterale, ma questo è un momento difficile adesso per il Tremme Calcio 5. Due volte Pellegrino, allarga il gioco adesso verso Sanzo. Poi sbaglia tutto Calvaruso al secondo palo, Calò! Pure col sinistro l'esultanza da parte di Antonio Calò che esulta verso la telecamera. E il gol è quello del 4-3, forse il più importante di questa partita, lo firma chi se non lui, chi se non Antonio Calò. Poi Sanzo, palla per Pellegrino e qui Calò come un treno a fermare il suo avversario, quasi però
stava per beffare anche Tripoli e poi basta! L'inserimento perfetto da calcio d'angolo e 4-4, la partita non finisce mai. Scalavino, Molinaro esce benissimo dalla pressione, poi Scalavino può cercare la porta e qui sfonda tutto Francesco Scalavino. 5-4 risultato, bacio verso la curva da parte del calciatore con la maglia numero 21. Va Calvaruso con la punta e becca in pieno il palo. La formazione di mister Macaluso, che però sicuramente da questa partita farà probabilmente anche meglio. Dato Scalavino recupera il pallone, Scalavino salta Costanzo dopo il dribbling sbagliato in difesa e trova il gol del 6-4. Ancora lui, ancora Francesco Scalavino, che poteva servire nuovamente Calò, non lo ha fatto, ha cercato la gloria personale e questa volta la gloria l'ha veramente trovata. Macaluso, secondo palo, spunta Nitra che sbuca come un fantasma e non sbaglia. Doppietta personale, grande partita per il 23. Adesso la partita è aperta più che mai, 6-5 il risultato. Batte Mario Molinaro, guarda la porta contro Costanzo. Molinaro, la battuta fortissima di Molinaro e poi probabilmente dalla moglie e dal figlio a indicare anche una culla. Può ricordare l'esultanza ai mondiali di USA 94 da parte dei brasiliani. Pellegrino, Scalavino lotta con Pellegrino, poi la meglio ancora il 21, cerca di trovare la porta, Scalavino direttamente da casa sua e fa 8-5. Francesco Scalavino, un gol bellissimo, risultanza con tutta la panchina, con mister Roberto Zapparata e l'urlo anche del presidente De Simone, ma super gol di Francesco Scalavino che ci ha abituati veramente a gol fantasmagorici. Di batterlo da una posizione ancora più lontana rispetto a quella di Scalavino, ovviamente molto sfortunata, ma finisce qui la partita, termina con il titolo di 8-5 e vince il Tremme Calcio a 5 dopo il pareggio contro il Palermo Futsal 89ers.